Madonna, cosa vuoi a questa? Oh, Cristian Marchese a Marisa, che devo chiamarmi in videochiamata. Ma rispondi te. Ma se invece come Cuco fa la valonga se una venta tecnologica, rispondi, te prego. Dimmi Marisa. Ciao Andrea, ciao Cristian. Ardei studiare l'inglese perché se no dopo fai a fine mia pensare che mi non sogno buono a leggere il su come lavare che a cosa è dentiera e a cominciare a lavastoviglie sul porta pironi. Come si dice in inglese? Porta the forchetta dei pironi. Va bene, mi raccomando, studiare, ciao. Alle 8 già riunione e mi sento un po' coglione perché mi non capisco mia e vedo tante parole che lesi in inglese, ma ste robe non le gomi a studiare. E vedo scritto business plan e fashion blogger e fare brunch pagando in cash studiando il master. Il brand funziona ma sentiamo i buyer. Ma parla in italiano perché te parli così? Perché che non capisco ma un cazzo. Te usi tutti sti termini inglesi e non li capisco. Perché te parli così? Ma perché dai parla come se magna. A te somigli un nobile inglese mi so da campagna. Quando andavo a scuola media mi scaldavo solo a sedia. L'inglese ho studiato così. Ma se andavo in vacanza un sorriso in dentro a panza, quei tedesche me capivo ben. You are bellissima e scantavas all'amore e con one drink la porto fuori a bere. I'm full of shadow, cioè so pien de ombre. Non so se si pronuncia così. Perché te parli così? Perché che non capisco ma un cazzo. Te usi tutti sti termini inglesi e non li capisco. Perché te parli così? Ma perché dai parla come se magna. A te somigli un nobile inglese mi so da campagna. Tutte quante ste parole se puoi dirle in italiano e allora. Perché te parli così? Perché che non capisco ma un cazzo. Te usi tutti sti termini inglesi e non li capisco. Perché te parli così? Ma perché? Ma parla come te mani. Che qua non siamo in centro a Manhattan e ti non ti si afferragni.